Torniamo a parlare di calcio. Il Laguna Venezia punta alla permanenza in eccellenza appena conquistata. Archiviate le vicissitudini societarie delle scorse settimane, è stato presentato ufficialmente il nuovo allenatore Giovanni Trevisanello nello storico palazzo da Mula a Murano. Ecco il nuovo mister ai nostri microfoni. Giovanni Trevisanello, nuova avventura dunque con il Laguna. Con che spirito? Con lo spirito di sempre, come ho affrontato tutte le mie avventure, sia da calciatore che da allenatore. Grandi motivazioni, grande determinazione, grande passione e grandissimo entusiasmo. Hai appena terminato un'avventura con l'Unione Venezia, con le giovanili, lo ricordiamo, che però ha avuto alti e bassi la scorsa stagione. Come ti sei lasciato con la società Arancio-Nero-Verde? Con la società Arancio-Nero-Verde mi sono lasciato molto bene. Sono stati 4 anni ricchissimi di soddisfazioni, di crescita anche da parte mia e di grandissime soddisfazioni soprattutto, sia professionali che tecniche che sul campo di qualsiasi tipo. Quando sei arrivato al Laguna, come sei stato accolto? È un ritorno, visto che prima di andare al Venezia, di approdare all'Unione Venezia, facevo parte dello staff tecnico del Laguna, perciò non ci sia nessun problema, sarò accolto bene, spero. La decisione di passare da allenatore di una squadra giovanile a quella di allenatore di una prima squadra in eccellenza, da cosa è nata? Veramente io nel mio percorso di allenatore ho fatto 15-16 stagioni da allenatore di prime squadre, non avevo mai allenato in eccellenza. La parentesi più importante nel settore giovanile l'ho fatta nel Venezia, appunto queste ultime 4 stagioni, e l'opportunità che mi dà il Laguna di allenare una squadra di eccellenza è molto forte, è molto grande, è molto stimolante. Conoscevi già qualcuno quindi della società, anche dei giocatori che ci sono attualmente nella rosa? Il direttore sportivo Massimo Tagliapietra è colui che mi ha voluto fortemente, mi ha cercato per questa nuova avventura. Con lui avevamo già lavorato assieme in ruoli praticamente contrapposti, lui allenatore, io direttore sportivo il primo anno del Laguna, e della società conoscevo il vicepresidente Luca Zane, sono loro gli artefici del mio avvento al Laguna. Dei giocatori conosco un po' tutti, un po' per averli avuti alle mie dipendenze nel settore del giovanile del Venezia, un po' perché qui ci conosciamo tutti. Obiettivi per questa stagione quindi? L'obiettivo sarà quello di mantenere la categoria, sarà l'obiettivo primario. Poi vedremo. Il programma societario ci è stato spiegato da Luca Zane. Sentiamo. Luca Zane, vicepresidente ed attuale presidente del Laguna Venezia, dunque. Quest'oggi avete presentato il nuovo allenatore Giovanni Trevisanello. Come è nato dunque il percorso che vi ha portato alla decisione di volerlo come primo allenatore? Perché Giovanni Trevisanello rappresenta, per noi di Murano, rappresenta una storia di calcio, lui e la sua famiglia. E secondo noi, secondo io e il direttore sportivo, era l'allenatore giusto per rilanciare il calcio a Murano e in più a Venezia, centro storico, perché la Laguna di Venezia rappresenta tutto il centro storico. È stata, come dicevamo, la presentazione ufficiale dell'allenatore, però durante la conferenza stampa aperta ai tifosi si è parlato anche dell'avvicendamento ai vertici societari. Vogliamo un po' riassumere che cosa è successo in quest'ultimo periodo? Il presidente Castagna ha dato le dimissioni, ha dato dimissioni irrevocabili e noi abbiamo preso atto di varie trattative su varie situazioni della società, ma noi il presidente Castagna dobbiamo solo ringraziarlo per tutto l'apporto economico che ha sempre dato a questa società. Lui assieme a mio fratello Stefano, che è venuto a mancare a gennaio di quest'anno e che ha lasciato un vuoto enorme in questa società. Si è parlato anche di settore giovanile, qual è la vostra attenzione che date e che darete a questo importante, chiamiamolo tassello della società?
Ma il settore giovanile resta e resterà e diventerà sempre più importante per questa società, perché un settore giovanile sono due cose che si legano assieme, prima squadra e settore giovanile. Nessuno può far meno di nessuno. Se si deve avere una buona prima squadra, si deve avere un buon settore giovanile. Lo stesso discorso vale, se deve avere una buona squadra, un buon settore giovanile, si deve avere una buona squadra. Per quanto riguarda nome della squadra, della società, più precisamente, e colori sociali, si è parlato di un cambio. In realtà attualmente quale sarà il nome completo e di colori appunto? No, il nome completo per quest'anno rimane Laguna di Venezia. E il nome Venezia sarà valutato nel corso della stagione. Come ha detto il consigliere Bonini, si valuterà il beneficio che potrà avere il nome Venezia, i colori nero-verdi nelle maglie, per l'entrata di sponsorizzazioni o di entrare nel cuore dei tifosi veneziani. Questione stadio, dove giocherete? Ma noi giochiamo come sempre a Murano, però le varie partite che ci saranno quest'anno speriamo che il Comune, l'Unione Venezia ci conceda di giocare al Penzo, perché ci saranno partite molto importanti col Treviso, con il Mestre. Ci sono partite molto importanti e noi speriamo che ci concedano di giocare al Penzo anche noi. Per quanto riguarda, ultima cosa ma non ultima, gli sponsor, ci sono state appunto alcune defezioni quest'anno dovute alla crisi economica che colpisce un po' tutti i settori e questa stagione siete riusciti a trovare qualcuno o qualche conferma? Riguardo agli sponsor non è facile trovarli, ma io in questo momento la penso anch'io come il cuore nero-verde. Se i nostri colori, il nome Venezia dovrebbe aggregare degli sponsor alla squadra. Adesso c'è un investitore, che è un noto investitore nella scena del calcio, che sarebbe interessato ad entrare in questa società e si spera che tutti i tasselli si uniscano. Infine Massimiliano Gatto, portiere della Laguna Venezia per la stagione che sta per iniziare. Allora, tu sei senz'altro il giocatore più rappresentativo della Laguna. Descrivici un po' la tua carriera sportiva all'interno di questa squadra. Io sono arrivato a Laguna 9 anni fa, ancora quando si chiamava Muranese, e dalla prima categoria in questi anni siamo riusciti ad arrivare l'ultima stagione al traguardo dell'eccellenza, che per noi è storico, nel senso che penso che nell'isola di Murano non sia mai successo prima. E anche personalmente appunto è un traguardo, diciamo, che corona un po' il mio percorso calcistico, ecco, visto che sono il secondo, diciamo, più vecchio della squadra. E quindi a te l'onore e l'onere anche di fare un po' da chioccia, se possiamo usare questo termine, ai giocatori che sono già arrivati o che arriveranno, ai cosiddetti nuovi, ecco. Certo, spero di riuscire quest'anno a dare il mio contributo personale, anche come esperienza, diciamo, ai più giovani della squadra, in particolare al mio pari ruolo Seguso, che da 3 anni ormai siamo insieme. Penso che quest'anno avrà spazio per giocare e dimostrare appunto anche lui di poter essere determinante in questa categoria, in questa squadra. Cercherò di aiutarlo e insieme a lui speriamo di riuscire a salvarci, ecco. Sarà un'impresa difficile. Quest'anno ci sono diverse novità, a partire dall'assetto societario e dall'allenatore. Hai avuto già modo di conoscere appunto le persone che sono arrivate da poco? Sì, diciamo il mister lo conosco da sempre, nel senso dagli esordienti, perché è stato mio allenatore, diciamo, fin dalla giovinezza, quindi poi essendo anche lui di Murano come me ci conosciamo da sempre. Fa piacere che abbia deciso appunto di intraprendere questa avventura con noi e speriamo bene, ecco. Un'ultima cosa, obiettivi personali e per la squadra di quest'anno? Beh, l'obiettivo sicuramente è quello di mantenere la categoria. Sarà per noi un'impresa altrettanto storica, ecco, dimostrare di poter restare nella massima serie regionale.
e speriamo in un futuro che si riesca a realizzare un sogno che è quello appunto di lanciare una nuova realtà veneziana anche a categorie importanti, ecco. Insieme diciamo, all'unione di realtà quali il tifo nero-verde e diciamo al vecchio progetto del Laguna di Venezia di appunto creare una realtà importante. Speriamo che si riesca a realizzarlo.